Martedì 29 giugno, Santi Pietro e Paolo. È il 180° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 185 al termine. Il sole sorge alle 5:25 e tramonta alle 21:03. La luna si leva a 00:16 e tramonta alle 10:42. Mentre sta uscendo dalla chiesa di San Pietro di Castello, il doge Giovanni I Partecipazio viene assalito da un gruppo di rivoltosi, arrestato e costretto ad abdicare. Successivamente, tonsurato e ordinato frate contro la sua volontà, viene inviato sino alla fine dei suoi giorni in un monastero di grado. Le previsioni per domani. Cielo sulla bassa pianura da sereno a poco nuvoloso, salvo locali addensamenti verso sera. Sull'alta pianura, fino dalle ore centrali, sereno o poco nuvoloso e poi parzialmente nuvoloso per addensamenti sparsi in arrivo dalle prealpi. In montagna dapprima poco nuvoloso e poi per lo più nuvoloso per significativa attività cumuliforme. Precipitazioni. La probabilità aumenterà in particolare nella seconda parte della giornata, fino ad alta sulle zone montane, medio-alta su quelle pedemontane, medio-bassa sul resto della pianura e bassa altrove. Temperature in diminuzione, almeno localmente, anche sensibile, salvo valori massimi stazionari o in leggero aumento sulle zone più a sud-est.